Allora, Stefano Cautero, presidente nazionale del Movimento Spontaneo Cittadini per Draghi Presidente. Sì, Ecco, perché avete sentito il bisogno di organizzare questo movimento e quando è nato il movimento? guardi, noi ci siamo ritrovati quest'estate, estate 2020, tra luglio e agosto. Tra l'altro buona parte dei soci fondatori è friulana e di Udine. Abbiamo incontrato alcuni amici prima sui social di altre regioni, dalla Calabria al Piemonte, alla Toscana, al Lazio. Ci siamo incontrati poi tutti a Roma, prima su Facebook, poi a Roma. Abbiamo deciso di creare questo movimento e abbiamo individuato, secondo noi, nella persona di Draghi, del professor Mario Draghi, la persona più adatta, più autorevole, più riconosciuta a livello nazionale e internazionale per guidare l'Italia fuori dalla palude in cui si trova. Ecco, voi avete scritto anche ai politici e anche al presidente Mattarella in tempi non Sì, sospetti, sì, anche se era abbastanza sì. prevedibile, ma Sì, abbiamo scritto al presidente Mattarella, l'abbiamo anche inondato di mail perché molti dei nostri associati hanno scritto direttamente le mail al Quirinale, abbiamo pubblicato sui social, sulla nostra pagina, sul nostro gruppo Facebook, sul nostro sito www.draghipresidente.org, abbiamo pubblicato la lettera indirizzata, una lettera aperta indirizzata al presidente Mattarella e a tutti i segretari di partito perché facciano un passo avanti per il bene dell'Italia. ecco, voi siete un movimento apolitico, ci diceva Apolitico, sì. prima. Al nostro interno diciamo che innanzitutto non sono persone che hanno svolto politiche prima, ma sono semplici cittadini, professionisti, imprenditori, casalinghe, funzionari, studenti, quindi siamo un movimento trasversale che ha a cuore le sorti dell'Italia, dell'Italia nostra e dei nostri figli. Ecco, secondo lei i partiti aderiranno? Voi avete anche contattato i Sì, vertici? informalmente abbiamo avuto alcuni scambi di opinione, non io personalmente, ma so che a Roma alcuni amici si sono sentiti, pensiamo di sì, anche perché come hanno titolato vari titoli di giornali in questi giorni, questa è l'ultima spiaggia, i politici devono capirlo, fare un passo avanti e anteporre al loro interesse gli interessi dell'Italia e questo credo che gli italiani lo sappiano bene perché tutti i commenti, le lettere che riceviamo sia sul sito che sul gruppo Facebook testimoniano questo, lettere di incoraggiamento, di andare avanti e di sostenere Draghi in questa sua missione, Ecco, perché di una missione si tratta. nelle ultime ore avete ricevuto quante chiamate, Sì, quante più o meno chiamate, mail, eccetera. Abbiamo raggiunto oltre 10.000 iscritti sul gruppo Facebook, sia sul sito siamo oltre 10.000, mail, chiamate, persone che si iscrivono, che vorrebbero partecipare attivamente, cioè rendersi utili per appunto coinvolgere più cittadini possibile per sostenere Draghi. Noi siamo i draghetti, Ma sono persone di tutte le di tutte età? le età, di tutte le estrazioni, di tutte le regioni.